Cena per amico si trova sempre a Saronno e oggi andiamo a trovare la pasticceria Manzoni. Entriamo e conosciamo la proprietà. Ha una cosa bellissima che è qua sono accetti i cani, come vedete anche loro si sono attrezzati per la sanificazione, quindi rispettano tutte le normative. Ciao! Ciao Cinzia, buongiorno a tutti. E buongiorno! Io sono Valentina, la cotitolare della pasticceria Manzoni insieme a mio fratello Romeo. Siamo siti a Saronno, in via Manzoni al 2, nella sede storica. Raccontaci un po', abbiamo detto che questa è una delle pasticcerie più storiche di Saronno, esattamente nasce quando? Nel 1980, l'8 dicembre, mio padre apre questa pasticceria in un piccolo spazio, 2 di queste vetrine erano sia negozio che laboratorio e poi piano piano nell'arco degli anni ci siamo sempre più allargati. Quando ci siamo un po' allargati abbiamo preso l'appartamento di sopra, il laboratorio era di sopra e noi dormivamo in una stanzetta di fianco al laboratorio e mangiavamo in laboratorio. Questo negli anni 82-85, ricordo i mondiali visti dalla finestra di sopra. Questa è una nuova di prodotti senza glutine che non potendo fare noi perché non abbiamo un laboratorio a parte, facciamo arrivare da un laboratorio che fa solo prodotti senza glutine, quindi sono certificati. Tu mi dicevi che invece è di vostra produzione artigianale, cioè Esattamente, sì, produciamo tutto noi, i nostri 3 pasticceri bravissimi, tutti i giorni sfornano queste dolcezze, torte, pasticcini per riempire il banco. direi questi capolavori. Questi sappiate tutti che sono i miei preferiti. È vero, confermo, posso confermare. Confermo. Questo è il nostro angolo dei regali che tutti gli anni, in base alla ricorrenza, viene allestito per la ricorrenza del momento. Adesso stiamo cominciando ad allestire il Natale con i cesti e tutte le varie confezioni che possono essere anche prenotate e poi consegnate a casa di parenti. Diciamo, per Natale innanzitutto il nostro famoso panettone gastronomico, che è un panettone che non può mancare sulle tavole degli italiani a Natale, è un panettone salato farcito con pesce, salumi, insalata russa e varie cose. E poi per tutte le altre ricorrenze anche facciamo briochine salate, facciamo panini, tramezzini, pizzette, tutto quello che può arricchire la tavola o delle feste o di una ricorrenza qualsiasi. In particolare abbiamo attivato anche un servizio di consegna a domicilio che si affianca al nostro classico asporto, in quanto nella nostra pasticceria si può venire tranquillamente a scegliere e portare a casa i dolci da gustare. Sia per la prenotazione da ritirare qui che per le consegne a domicilio sono disponibili varie metodologie di prenotazione, o il classico numero di telefono 02 960 6534, ma anche WhatsApp Business, sempre allo stesso numero 02 960 6534, nonché i canali classici tipo Facebook e Instagram seguendo le nostre pagine. Che si chiamano? Pasticceria Manzoni. Ecco. Il fratello da quanti anni fa il pasticcere? Ho cominciato subito con mio papà, subito negli anni 80, perché l'ha appassionato da subito, tant'è che in 4ª ragioneria ha deciso di lasciare tutto e mettersi a fare il pasticcere a tempo pieno. Io, essendo un po' più piccola, l'ho raggiunto con gli anni e all'inizio degli anni 90 abbiamo rilevato noi l'attività in pieno. Beh, insomma, diciamo che ha fatto bene, non vogliamo invogliare a mollare gli studi, però nel suo caso ha fatto bene, no? Sì, è Perché proprio una scelta azzeccata. Ecco, questo è uno dei volti della pasticceria Manzoni. Ciao a tutti, vi aspettiamo!